ahimè abbiamo circa 1,5 milioni di danni al patrimonio pubblico e compresi i danni patiti dai privati e che ci sono stati comunicati siamo a quasi 30 milioni di euro purtroppo. Danni per 29 milioni e mezzo di euro è la stima delle conseguenze provocate dalla violenta grandinata dello scorso 25 giugno che il Comune di Vittorio Veneto ha inviato nei giorni scorsi alla Regione. La Regione ci ha chiesto una ricognizione da presentare entro martedì scorso e quindi l'abbiamo presentata. Le richieste che sono state recapitate e protocollate regolarmente in Comune sono di quasi 2.500 domande fra cittadini privati e attività commerciali, industriali e artigianali. E questo solo per quanto riguarda il territorio comunale di Vittorio Veneto, la Grandine, chicchi grossi come palline da tennis, ha lambito anche i territori di Tarzo e Revine. Auto con i vetri sfondati, tegole come queste del tetto della caserma dei carabinieri danneggiate, rivestimenti esterni degli edifici mitragliati, capannoni devastati, anche quello del Primo Cittadino. Per fortuna una parte della città, quella diciamo a sud-ovest, è stata risparmiata. Tutta l'altra parte, chi più chi meno, ha subito dei danni, soprattutto alcuni edifici e le autovetture che non erano ricoverate nei garage. Di fronte alla devastazione il Comune, che ha già avviato la procedura per chiedere lo stato di calamità, spera nell'aiuto della Regione. Speriamo che la Regione, dopo questa prima ricognizione che evidenzia un danno patrimoniale ai cittadini e alla città di Vittorio Veneto rilevante, possa concorrere a quelle che sono le spese che il privato e il pubblico dovrà sostenere. Contiamo sull'aiuto della Regione.